Questo incontro è stato e vuole essere una prima messa all'ordine del giorno di tutti i temi che possono riguardare la qualità della salute, l'organizzazione del servizio sanitario nella nostra regione, con un occhio però a quelle che sono le politiche generali. Vorremmo far diventare questo gruppo veneto, padovano, un punto di riferimento e di documentazione anche per tutti coloro, non noi che raccogliamo tutto, ma mandiamo i riferimenti, diamo i riferimenti anche di tanti altri gruppi che si stanno occupando della salute, da quelli che si occupano di amianto a medicina democratica, ci sono tanti gruppi, ma vorremmo funzionare da raccordo, di scambio, di esperienze, di proposte, di progettualità possibile, in modo tale che anche le nostre azioni, quelle che proponiamo di fare, le richieste che andiamo a fare alle amministrazioni, che sia l'amministrazione locale o che sia la regione o che sia qualsiasi altro soggetto, comincino a costruire dei raccordi. Quello che molte volte manca nella nostra azione politica e che pure è presente soprattutto nella nostra regione, nell'azione dei tanti comitati, è proprio la connessione, il raccordo, la capacità di costruire rete e quindi di fare pressione. Allora, a parte le persone che sono già nella, diciamo, lista dell'altra Europa o in altre liste che vi hanno raggiunto, vorremmo, se volete, lasciare il vostro indirizzo mail in modo tale da costituire un gruppo che si occupi espressamente dei problemi legati alla sanità e alla tutela della qualità della vita. Allora io adesso darei la parola a a chiunque voglia intervenire. Direi di dare tempo di una mezz'ora, tre quarti d'ora al massimo, per lasciare poi a chi è intervenuto portando il suo contributo eventuali risposte che possano essere date. Ecco, chiunque interviene si presenta anche. Sono Gabriele Reis, confederato del Istituto Impiego del Veneto per l'Unione Sindacale di Base. C'è da dire che sui temi della sanità l'Unione Sindacale di Base poco lavoriamo sul discorso del piano sociosanitario, lavoriamo sulle battaglie del project financing che conosciamo bene, non tanto nell'area del 12, ma quanto in quello di Vicenza, della Schio, della costruzione dell'ospedale di Schio, che è un altro punto che ha creato anche il movimento su cui siamo presenti, cui siamo anche, per virgolette, abbastanza attenti al discorso del project financing che abbiamo contestato anche a livello nazionale. Io direi, vorrei portare un contributo intanto su una mancanza, perché è importante, di cui partecipiamo, del punto del sociale. Una delle grandi opere di trasformazione che sta facendo questa regione riguarda le IPA delle case di riposo. Ricordiamo che il Veneto è la regione che ha 264 IPA, tutte pubbliche, è l'unica regione che ha ancora questo modello, che si può dire campanilistico, ma funziona, o meglio funzionava. Questo perché da anni Serragiotta in particolare ha degli interessi molto forti, porta avanti un piano di trasformazione delle IPA in fondazioni. Questo significa che diventano sostanzialmente, escono fuori dalla governance pubblica, entrano dentro la governance privata e questo ha delle ripercussioni sia sul servizio sia sui lavoratori. Assistiamo quotidianamente a IPA che vengono trasformate, in Lombardia è già successo, questo ha avuto degli impatti fortissimi sull'assistenza, sulla caduta dell'assistenza degli anziani, i anziani non autosufficienti, e sulla caduta dei diritti dei lavoratori. Quindi a noi interessa, abbiamo partecipato al tavolo dell'IPA per contrastare questo fenomeno, ma
notiamo che c'è una carenza di risposta politica sulla quale è molto importante inserirsi. Vi faccio un esempio, una lotta simbolo di questa cosa è la casa di riposo Mariuto, che si trova a Milano, sulla quale si sta giocando la partita dell'Eiffel. Quella casa di riposo che sembra piccola, sulla privatizzazione e trasformazione in fondazione si gioca tutto quanto la partita del Veneto. E guardate che su questo Sanagiotta è stato molto chiaro, il suo modello è 6 case di riposo trasformate in azienda di servizio alle persone, tutte le altre, a governance semi-pubblica, tutte le altre verranno trasformate in fondazioni. Parliamo di centinaia di lavoratori e di migliaia di assistiti, in un regime di libero mercato che è stato sostanzialmente aperto, cioè il libero mercato dell'assistenza e soprattutto dei finanziamenti regionali. Abbiamo più posti e anziani convenzionati. E questo è un quadro molto importante sulla quale anche nella provincia di Padova si aprono partite importanti, ce n'è una molto forte a Rovigo, dove attraverso la comunità l'articolo 32 USB lotta, e credo che sia un aspetto molto importante del sociale dei servizi al territorio che vada aperto. Si collega fortemente al discorso dei servizi al territorio. E si collega perché? Perché una delle risposte che viene data dalla Regione agli ospedali di comunità, e questo mi riallaccio, e nella USP 17 che fa la prevista, questo si sarà già attuando, è dare posti di ospedali di comunità alle case di riposo, che non sono attrezzate e non hanno personale qualificato per assistere persone che soffrono di patologie, anche se nella fase post-acuta. Questo solo per portare finanziamenti. Se voi capite bene l'incrocio della trasformazione delle case di riposo in private e delle assegnazioni a esse di posti di ospedale di comunità, si capisce che si apre un business. Parliamo di 170 euro a posto letto che la Regione darà a queste strutture, con governance zero e con zero possibilità di incidere sulla qualità dell'assistenza. Allora, questo è molto preoccupante. Nella USP 17, quindi è Lazio, perché guardate, io sono nel fronte, sono nella azienda ospedaliera, sono in vari fronti sindacali, ma nella USP 17 si apre la sperimentazione del modello Veneto anche nell'assistenza, perché quell'ospedale viene spacciato come il massimo esempio, e sarà il massimo esempio estremizzato della intensità di cura, che cambia radicalmente il modo di gestire un ospedale. Lo cambia perché sarà un modello diverso da quello che è stato sperimentato in Emilia-Romagna, da quello che è stato sperimentato in Toscana, perché sarà l'estremizzazione di questo modello. Non per nulla c'è un ospedale con gravissime difficoltà logistiche, perché non interessa. Questo cambiamento comporta che ci sia sopra tutti e l'assegnazione di posti prima. E guardate, noi abbiamo un esempio lì. Nella USP 17 si gioca l'altra partita strategica, perché in quell'ospedale, in quella USL, assistiamo esattamente a quello che vogliono fare: contrazione del servizio sul territorio. Sono calati i consultori, è calato tutta l'assistenza. Il paradosso: costruiscono un ospedale nuovo e con questa scusa che giustificano un'ambulanza in meno, da 3 ambulanze assistite a 2 ambulanze. Sono ospedali in meno, sì, ma sempre 200.000 persone devi servire. Quindi guardate, io credo che qui a Padova, e qui lancio un appello, come l'USP l'hanno lanciato a tutte le forze politiche, a tutte quelle che ci vogliono stare. Se non si coglie l'opportunità che si aprono da quelle lotte che partono sindacalmente ma che riguardano tutta quanta la popolazione, credo che sarà molto difficile, perché quella farà prevista. Vi dico solo una cosa: quella è la USL dove vive Galan, dove il pregiudicato Galan, dove il direttore generale l'ha ospedalizzato in maniera molto strana, e quella è la USL di Leo Padrini. Ora guardate, io sono stato a convegno di Leo Padrini molto laicamente, perché voglio vedere cosa fa il nemico, e i discorsi che si fanno non sono tanto diversi da questi, con una piccola differenza: hanno in mente in maniera molto chiara il modello che vogliono portare avanti. Allora, io da lavoratore della sanità, da militante sindacale, chiedo che le forze politiche devono cominciare, che vogliono usarsi, devono cominciare ad agire, si aprono molti fronti. Noi tra l'altro anche sull'ospedale avevamo un piccolo studio di fattibilità che avevamo lanciato anche alla stampa ancora l'anno scorso, in cui sostanzialmente
si diceva che con molto meno si poteva risistemare quello che c'era, anzi razionalizzando, certo, scontrandosi con l'università che in questo momento è il più grosso scoglio su quel tipo di progetto, perché io lavoro per un barone dell'università, per cui so che anche primario dell'azienda ospedaliera, quindi so di cosa parlo, ma guardate, se non cogliamo questa opportunità, credo che sarà molto difficile, un po' come si rischia un po' di perdere il treno dell'Augusto 12, quando ho fatto le battaglie si erano troppo pochi all'origine. Allora non vorrei che ripetessimo la stessa cosa, gli stessi errori, su quella che è pilota. Quindi il mio invito è quello di cominciare a collaborare sul territorio, perché pur essendo importante l'ospedale di Padova in questo momento è in un'altra fase, ma lì stiamo sperimentando gli effetti delle scelte. La condivisione con gli operatori sanitari per costruire l'ospedale nuovo a Mestre non c'è stata assolutamente, sono stati convocati, sono state sentite le loro osservazioni, quindi non si è tenuto assolutamente conto. Appunto, come dicevo l'urbanista prima, gli operatori sanitari, la finalità sanitaria non esiste, non è stato tenuto conto. Un altro elemento, quando guardate una struttura nuova che andate a visitarla, non guardate i corridoi, non guardate le finestre, guardate la possibilità per le persone di accedere ai luoghi conviviali, perché se voi vedete grandi finestre, ho parlato con un consigliere regionale che ha parlato di una struttura nuova, dicendo ma che bella, grandi finestre, al giardino non accedono, ai luoghi conviviali non accedono, meglio da un punto di vista architettonico, piccoli slavi fuori dalle stanze, persone che camminano a tentoni e non file di carrozzelle, perché se voi guardate che i posti conviviali sono lontani, ci vorrà qualcuno che li porti legati, contenuti, e non si muoveranno più da soli. L'occhio per vedere le cose, l'occhio della libertà delle persone. Grazie. Ma io approfitto del microfono, della possibilità che riparate, ma solo per fare uno scopo. Uno scopo. Anzi, prima dello spot dico che è un'idea, il nuovo ospedale è un'idea, è un progetto, piace, non piace, ma è una cosa, con tutte le... bisogna controporre un'altra idea. A un progetto bisogna controproporre un progetto. Credo che la cosa che abbiamo imparato che non basta, è necessario ed è sanissimo dire di no, ma bisogna avere un progetto, un'idea forte. Per esempio questa abbiamo chiamato in tanti interventi delle cure primarie, del territorio, ma bisogna dare un'identità, una fisicità, perché la forza dell'ospedale, o no, è la sua fisicità. La casa. È un luogo fisico che viene difeso anche quando fa male, anche quando lo standard è sotto quello minimo di sicurezza, o no? Io ho visto manifestazioni di sindaci, di cittadini difendere luoghi in cui non ci saremmo mai fatti ricoverare, ma giustamente, perché è il luogo della sicurezza, dell'identità. A quel progetto, poi se è una cosa nuova, moderna, figuriamoci, va contrapposta, va lanciata un'altra idea, un'altra visione, un altro progetto tangibile. Quando parliamo di case della salute, chiamatele come volete. Ma la debolezza del territorio di questi anni, questa cosa che pure necessaria, è anche una specie di idea romantica. Cosa vuol dire il territorio? Che cos'è? Lo sanno gli operatori, i medici di base, chi conosce il sistema sa cosa significa la rete di servizi, il collegamento, ma non c'è fisicità. Ecco perché insistiamo da molto tempo come Consiglio nazionale per dare l'esperienza delle case della salute un esempio, ma chiamatele come volete, non me ne frega un tubo che si chiamino case della salute, ma deve esserci una proposta in cui c'è la tangibilità, c'è qualcosa di fisico che si tocca, che si vuole conquistare e poi che si vuole difendere e così via. Tra l'altro è l'antidoto più forte all'idea che qualcuno ha che anche i medici di base, dato che sono dei liberi professionisti in convenzione, in qualche modo anche a loro si possa appaltare il sistema delle cure primarie. Infatti lo scontro, e tu lo sai, no? Con pezzi di fringe molto vicini diciamo ad altre visioni di salute pubblica, è stato proprio sul fatto se il sistema deve mantenersi pubblico nel territorio oppure se tutto sommato, visto che siamo già dei liberi professionisti,
strumentalizzando la libera scelta, no. Ci arrangiamo noi. Allora bisogna riuscire a lanciare questo segnale forte. Serve un progetto alternativo, qualcosa che si possa toccare. La Casa della Salute è un esempio, qualcosa in cui il cittadino dice: questa è roba mia, c'è il mio medico di fiducia che conserva il suo studio, perché anch'io voglio mantenere un rapporto di fiducia con il medico, ma è un luogo preciso, chiaro, identificabile, e non un luogo di serie B, c'è l'ospedale, no, il policlinico che è l'eccellenza, no, il primario, il barone, no, e poi ci sono i servizi di base che sono scantinati, gli scantinati, no, è l'altra grande pilastro del sistema sanitario sociosanitario pubblico, ma bisogna che abbia un'identità. Altrimenti, se si continua a parlare di territorio come qualcosa di indefinito, di impreciso, non andiamo da nessuna parte. Però mi sono dilungato troppo, dicevo, lo spot invece da questo qui. Lo dico perché lo spot è che sul sito della CGIL nazionale c'è un banner, una pagina dedicata a Salviamo la Salute. Che cos'è? È una campagna che la CGIL nazionale ha lanciato con Federale, Camusso, a settembre dell'anno scorso, e che durerà intanto fino a giugno dell'anno prossimo e che sta attraversando tutta l'Italia. È fatta di mobilitazioni, di convegni, di iniziative, di manifestazioni. Se volete anche approfondire le questioni che si sono discusse anche oggi in modo anche problematico, andate sul sito della CGIL e vedete che c'è il banner tra gli altri di Salviamo la Salute, e così è di questo. Grazie. Maurizio, che voleva. Credo che questo equivoco della libera scelta, che è stato poi di fatto dato dalle commissioni parlamentari, ci sono state, non discusso a lungo, e questo giocare perché pagamento libera scelta, pubblico no, è sbagliato. È una esigenza della medicina la libera scelta, per la qualità e per far crescere la diagnosi. Non esiste più l'ortopedico, non esiste. Esiste il chirurgo della colonna, esiste il chirurgo della spalla, il chirurgo del piede, e infatti i privati dove si paga, questo hanno fatto da 5 anni. Quindi con l'impegnativa no al pagamento c'è la scelta, perché il mio controllore è il medico di base che mi decide questa roba. Quindi quella impegnativa vale soldi identico alle 100 euro che pago il privato. E che poi bisogna avere il coraggio di fare le cose, perché se non paghi il costo politico evidente le cose non vengono avanti. Allora non fai una medicina territoriale con i medici privati. Se un medico di base, un medico di medicina generale, massimalista, con 15 ore di lavoro a settimanale prende 8.000 euro, beh, questo dobbiamo capire, cioè no, non fai una medicina territoriale su questo. Ecco, lo metti con un medico superiore a 40 euro il suo stipendio. Però bisogna pagare il costo politico, bisogna pagare il costo politico. Se non si vuole pagare questo costo, non si vuole cambiare. Allora, con l'impegnativa, non con i soldi, scelgo lo specialista. Scelgo quello, perché così vuol dire che il medico di Valesano non manda più a Schiavonia, allora non mi fanno più la reclama sull'ospedale nuovo, a Schiavonia non ci vanno, scappano. Una volta c'erano due parametri che si chiamavano attrazione e fuga, sono scomparsi per quando c'è avuto Cantarone. Allora, nel momento in cui tu fai attrazione, lì c'è la qualità e là si comincia a discutere io per anche ritorno. Ultima notazione. In provincia ci sono 10 ospedali, in provincia di Padova ci sono 10 ospedali che vengono in continuazione strutturati, sono ottimi ospedali. Il mio dove era a Capo San Pietro hanno fatto delle sale operatorie nuove, che sono a posto, ma come spesso si perde, nuove, e quindi sono le sale vecchie, sono splendide, le più belle sale che ci sono nella provincia, chiuse. Allora, le patologie, per esempio, tiro fuori di questa le patologie che qua che non ha spazio, che sta crescendo, ci sono delle sale meravigliose, chiuse. Non occorre in questo senso, ma abbiamo uno studio, bisogna che ci sia uno studio tecnico in cui dice questi 10 ospedali qua, li usiamo, non serve a fare più soldi, li ho 500 milioni vanno sul territorio, questo sì, a consolidare la medicina territoriale, però
è un posto politico. Quando si scrive sui giornali bisogna dire siamo contrari. Non è vero, e chiudo qui, mi spiace dirlo, non è vero che c'è l'eccellenza. Se tu vai a vedere i dati internazionali, sta arrivando al 192 posto. Un che te la raccontiamo, quella è a Verona, dove hanno fatto il più grande stadio operatorio d'Europa, non è neanche citata per il 200 una sola. Allora, cosa parliamo? Mi chiamo Luigi Bartolomei, sono un neurologo, ma Nazzari diceva della graduatoria, ma mi sembra che siamo arrivati dell'università, non della qualità del servizio portato dai singoli Le cliniche mediche. Ecco, esatto. Le cliniche di Stato. Come detto che non siamo validi, insomma. No, non dico questo, dico che le cifre li mettono al 192. Ma io concordo perfettamente con quello che dicevi prima riguardo alla qualità e bisognerebbe secondo me avere un coraggio a livello di programmazione sanitaria di chiudere alcuni ospedali che sono stati creati negli anni passati solo per motivi politici, secondo me, insomma. E alcuni ospedali non solo, io ero a Vicenza, anche nella provincia di Vicenza secondo me esistono ospedali che sono spesi inutili, insomma, no? Poi la qualità non c'è. E questo è un lavoro da fare secondo me, insomma, no? Come dicevi, per parte di chirurgia oncologica di est, non so se secondo me è così esistono. Volevo approfittare però anche del collega di medicina generale, perché un altro aspetto che a me sta un po'. Io lavorando in ospedale vedo un aspetto del disagio dei cittadini, dei pazienti, eccetera, quello delle famose liste, no? L'attesa, quindi sono costretti ad andare in privato per pagarsi la lista perché non se ne fanno a farsi visitare in pubblico. Mi chiedo come risolvere insomma queste cose, perché vedo alcune richieste spesso da parte del medico di medicina generale che sembrano quasi richieste di scarico, no? Il malato va dal medico, probabilmente più di una volta, e il medico di medicina generale, non sapendo più cosa fare, chiede io lavoro anche in elettromiografia per esempio, no? E quindi chiede l'esame a dolore, se medico, elettromiografia. Però ecco, mi chiedo come risolvere queste richieste che intasano un servizio e anche per non soccorsi per altri aspetti, migliorando la qualità del lavoro del medico di medicina generale e nello stesso tempo migliorando, diciamo così, anche la qualità di vita del paziente che rimane con l'idea che non riesce a farsi visitare, che questa visita è fondamentale e senza questa visita non potrà più andare avanti perché non guarirà mai, e invece poi dopo si risolve una visita qualche volta inutile, qualche altra volta sì. Allora mi chiedo, noi come ospedalieri, insomma, potremmo, e voi come medici generali, potremmo coordinarci in qualche modo per migliorare praticamente, per esempio, questo aspetto qua. Adesso, prima delle famose case della salute, che sarà un altro passo, secondo me, utile, la vedo come una cosa positiva. E a questo punto vi chiedo anche di dire che punto solo per dire, insomma, per cui io parto da qua. Mi chiamo Palermo e lavoro a Padova, in quartiere Arcena, sono medico di famiglia, e io spero che, scusa Maurizio, perché spero che quello che hai detto prima è stata una battuta la tua, che è un medico di famiglia, lavora 15 ore settimanali Il contratto nazionale è questo. e prende 8.000 euro. Bene, sì, ho capito, ma se già da un medico, ho capito, ma se un medico, ma non so se è una battuta la tua, tu sei convinto, perché insomma se iniziamo con queste cose, già dividerci tra colleghi e non cerchiamo, come diceva anche il neurologo, che il problema delle liste d'attesa della mala sanità è perché io chiedo troppe elettromiografie, non andiamo da nessuna parte, perché innanzitutto io penso
che la maggior parte dei medici di famiglia, non tutti perché tanti fanno il doppio, triplo lavoro, io sono molto critico rispetto a questo, e non è nessuno, a partire dalla politica, ha mai fatto niente rispetto a chi aveva un rapporto, diciamo, esclusivo di solo medicina generale e chi si faceva i fatti suoi. Quindi sono critico da questo punto di vista, però sparare nel mucchio e dire che i medici lavorano 15 ore settimanali a 8.000 euro, questa è veramente una cosa indegna, cioè che non bisogna dire. Rispetto la categoria non medici, sono bravissimi medici. No, ma la maggior parte, io come tanti miei colleghi, anche perché oggi a proposito di sanità eccetera ci sarebbe tanto da dire, però vabbè, insomma, ne parleremo in altra circostanza. E oggi noi non affrontiamo solo un problema di salute, ma affrontiamo uno tsunami sociale di grande disagio, soprattutto con questa crisi. Io entro alle 8 del mattino in ambulatorio e esco alle 2-3 del pomeriggio solo a fare visite e tutto il carico burocratico che ci è scaricato addosso. Dopo il pomeriggio mi faccio tutte le visite domiciliari, come la maggior parte dei miei colleghi. Abbiamo gli aggiornamenti sabato mattina, perché gli altri giorni non riusciamo a farli, per cui io ieri, come tanti miei colleghi, fino alle 3-4 del pomeriggio eravamo a fare gli aggiornamenti. Quindi voglio dire, bisogna un attimino chiarirsi anche su queste cose, se no rispetto alla popolazione, a tutta una serie di situazioni non ne veniamo fuori. Volevo anche dire anche altre cose. Innanzitutto il problema, rispondo anche al collega neurologo, il problema delle liste d'attesa e di tutto il sovraccarico ospedaliero eccetera bisognerebbe risolvere anche con una minore richiesta di cure inappropriate da parte dei cittadini, perché in questi anni non è stato mai fatto un lavoro nemmeno di educazione, ma che non spetta solo al medico ma anche a degli organi regionali preposti, educazione al paziente, perché ogni giorno l'ambulatorio di medicina generale è una lotta a bloccare le richieste inappropriate di visite, di esami. Non possiamo fare ogni 3-4 mesi esami del sangue, visite specialistiche, altro che elettromiografia. La maggior parte dell'elettromiografia non la chiediamo perché uno ha un dolore, spesso abbiamo la sindrome del tunnel carpale, tutta una serie di patologie, io come tanti miei colleghi, prima di chiedere l'elettromiografia ce ne mettiamo, no, su queste robe bisognerebbe confrontarsi. Poi per quanto riguarda anche la spesa farmaceutica c'è un sacco di spreco. Io mi trovo pazienti che mi portano farmaci in ambulatorio anche del costo di 1.000-2.000 euro a scatola, cioè capisce? Dico, ci sono tutta una serie di problemi che bisogna anche da questo punto di vista affrontare. Poi chiaramente ecco, io vorrei anche un approccio meno politico e ideologico rispetto alla sanità, perché secondo me se approcciamo troppo politicamente, però una politica un po' troppo di parte, non ne veniamo fuori, anche perché è vero, Zaia, tutto quello che volete, la sanità come è stata governata qui in Veneto, insomma non è il massimo, perché io la prima cosa, da anni auspico che i direttori generali, che si trovano un'altra forma di governo della sanità e non del direttore generale a cascata, direttori sanitari nominati dai soliti politici, e noi medici abbiamo sempre un ruolo marginale. Bisogna ripensare questo, ma non penso che questo riusciremo a risolverlo se Moretti sarà eletta, diciamo, alle nuove elezioni, perché la mentalità è proprio quella lì, cioè sia di destra che di sinistra, che l'approccio è sempre quello, spartitorio, fatto in un certo modo, ognuno nomina i suoi direttori generali secondo se sta a destra o a sinistra, e finisco. Anche perché, diciamo, forse come Tsipras o tutti questi movimenti poi spesso non hanno la forza, andiamo un po', come dire, al seguito di queste cose, non abbiamo forza, non riusciamo a costruire una forza che veramente si opponga a queste logiche dispartitorie, perché noi veramente, cioè a tutti i livelli ci sono solo logiche spartitorie di destra e di sinistra che non ci fanno andare avanti. Noi così pochi, infatti la riflessione facevo, non c'è un giovane oggi qui, insomma,
insomma, vedo più giovane, avrei 50 anni. Purtroppo non sono da nessuna parte. Ma questo mi chiedo io, ma ci dobbiamo anche chiedere il perché queste cose. Scusate l'intervento un po' confusionale, ma mi premeva dire questo, grazie. Oggi abbiamo cominciato ad affrontare un problema. A me piacerebbe molto che si entrasse nel merito di tutte le cose che sono state toccate, dal rapporto tra il contesto sociale di supporto alla persona sofferente, e questo cosa vuol dire, perché potrebbe voler dire molte cose, anche sul peso che le donne di casa si assumono nel sopperire ad alcuni aspetti, e ecco, al discorso della localizzazione dei presidi sanitari, al discorso del rapporto tra operatori e cittadini, al rapporto tra lavoratori con diverse qualifiche e quindi diverse condizioni nella struttura sanitaria. Scusami Luciano. Va bene. Allora, un piccolissimo inciso a flash. Io sono anche un sindacalista, per cui una precisazione, perché è vero che noi dobbiamo incominciare a parlarci e a passarci le informazioni, perché è molto importante. La prima informazione è che il contratto dei medici di famiglia prevede 62 ore e 15 frontali di ambulatorio, nel senso che nelle 62 ore c'è compreso tutto, le visite domiciliari, le vaccinazioni, incontri con la popolazione, eccetera, eccetera. Per cui, tanto per dare un attimo una precisazione, però ci dovremo parlare, perché anche da noi sono venute fuori delle inchieste che su questo tema, e bisogna discutere veramente su quale potrebbe essere il ruolo. Dopo che ci sia il medico che fa solo il passacarte, questo purtroppo è all'interno del servizio pubblico, è sempre stato così, però noi tendiamo di cambiare. Secondo punto, io sono aderente alla carta, alla rete di sostenibilità e salute, ho mandato la carta di Bologna alla Giuliana, in cui dice appunto che la salute è un bene comune e deve essere gestito in comunità, e quindi la medicina è una parte, ma non è addirittura, come dicevo prima sullo studio, sugli esiti delle persone ben seguite, di quelle mal seguite, è una parte, non è neanche la più importante. Per quanto riguarda le possibilità di ottimizzazione, le possibilità ci sono, basta che ci sia la volontà. Noi purtroppo abbiamo questo assurdo, noi abbiamo l'obbligo di fare 50 crediti di aggiornamento all'anno e l'USL non ne fornisce neanche 10. Significa che noi siamo costretti ad andare nelle cene delle case farmaceutiche, le quali spingono per i farmaci più costosi di tutta forma, ed è una specie di aggiornaggio, questo è chiaro, perché quando sei lì ti danno i crediti, magari facendo anche poca fatica, eccetera, eccetera, psicologicamente sei sempre diventi dipendente, non si sa. Però invece all'interno dell'OSL ci sono i patti, ogni anno con i patti con i medici di medicina generale l'OSL fanno degli accordi, e negli accordi si può stabilire se una parte di prestazione viene considerata inappropriata, si possono stabilire ad hoc degli incontri di aggiornamento con i crediti finalmente pubblici, in cui piano piano si riesce a colmare tutto questo divario. Dopo è chiaro che c'è un grande problema anche etico che deve essere risolto, ma non vorrei mettere troppa carne al fuoco, ma il fatto che ci vogliono 85.000 euro per curare un malato con l'epatite cronica è un grave problema, perché se noi curiamo tutti i malati di epatite C cronica in Italia, che sono circa 30.000, chiudiamo gli ospedali. Quindi dobbiamo fare delle scelte etiche per un certo punto, questo è un grave problema. Però le possibilità ci sono. La cosa interessante che poteva avvenire oggi qua da noi tutti è il fatto che finalmente cominciamo a parlarci, e potrebbe anche essere
che siccome la sanità è un grande tema all'interno del Veneto, tutte le associazioni possono cominciare a parlarsi e a fare una prospettiva di un progetto alternativo. Come è stato detto prima chiaramente da Stefano, noi dobbiamo dire: volete gli ospedali in progetto finanzi o volete delle buone cure territoriali? Perché la maggioranza delle persone vuole delle buone cure territoriali, vuole gli ospedali perché non vede l'alternativa, ma è così, non si può lasciare sempre che venga prima tagliato e dopo forse viene rifatto, non si può, e giustamente la gente protesta, ma noi possiamo dire: vogliamo le cure territoriali e vogliamo bloccare questa cementificazione, questo disagio e speculazione. Posso? Brevissimamente, pure io sono d'accordo con lui. Stamattina è stata una buona giornata di socializzazione di alcune criticità sulle politiche sanitarie. Poi sul termine di salute qualcuno dice che la salute non si misura soltanto per assenza di malattie, ma si misura dal punto di vista fisico, psichiatrico e sociale. Allora il punto è questo: siamo noi capaci di attivare da subito, non chissà a quanto, delle reti territoriali con momenti assembleari, ma soprattutto per riuscire a costruire una vera e propria piattaforma? Perché altrimenti sulla questione della sanità di temi ce ne sono a iosa. Anche quello che diceva la Luisa, no? Come utilizziamo gli spazi per quei contenitori per mettere dentro i contenuti sociosanitari. Secondo me oggi urge, e dovremmo approfittare della campagna elettorale dove tutti quanti a parole garantiranno miglioramenti della salute, però noi ad oggi siamo inermi perché non abbiamo quella capacità, quella maturità. 15 giorni fa a Dolo, in difesa dell'ospedale di Dolo, 1000 cittadini. Morale della favola che però dopo questa manifestazione non si è avuto la capacità di dare continuità non soltanto alla difesa dell'ospedale, ma a garantire livelli qualitativi accettabili. Per cui secondo me, Giuliano, dovresti fare questo tipo di lavoro, altrimenti abbiamo trascorso abbiamo trascorso una buona domenica. Io volevo intervenire con un pensiero che riprendo dall'Associazione Integrale Nazionale, il QAM. Ogni tot di mesi produce un rapporto. L'ultimo rapporto inizia con un incipit che è preso da un sistema che citiamo, che è il National System in inglese. Questa, diciamo, è una questione che voglio condividere perché il governo conservatore inglese ci ripensa. Le privatizzazioni e i mercati di sanità non hanno funzionato, loro hanno provato una cosa, hanno sperimentato, l'hanno valutato. Il pensiero uscito da un rapporto, Federal Forward View, sintetizza la loro esperienza in questa frase: se la nazione fallisce nell'affrontare seriamente la prevenzione, allora i recenti progressi nella speranza di vita sana si arrestano, le disuguaglianze nella salute si allargheranno e la nostra capacità di finanziare terapie innovative sarà annullata dalla necessità di spendere milioni di sterline in malattie completamente evitabili. La salute futura di milioni di bambini, la sostenibilità del National Health Service e la prosperità economica dei cittadini britannici dipende ora da un radicale potenziamento della prevenzione e della sanità pubblica. Quindi, pensando anche ai discorsi di oggi, abbiamo parlato di medicina di base di territorio, dove è mancata un'informazione che forse ha direttamente fornito prima un relatore parlando di epatiti, no? Quanto costa 85.000 euro un malato di epatite? Forse dovremmo pensare però alla prevenzione sul territorio. Nei distretti la prevenzione è stata ossificata e la stanno cancellando. Forse il punto di vista non è tanto la medicina del territorio, che è una realtà concreta, che va potenziata, ma anche la prevenzione sul territorio.
questo è un punto, un semplice ambulatore del profumo, un servizio che forse è più importante anche di un ospedale a questo punto, perché sono acquiste che avvengono non nei 5 anni di una legislatura, ma sono risultati che sono sulla carta dimostrati che nell'arco di 30 anni producono quelli i veri risparmi. Grazie. Allora, io visto l'ora, se non ci sono altri interventi, proverei a concludere raccogliendo però due sollecitazioni che sono emerse. Una, quella di vederci a brevissimo per preparare quelle domande da rivolgere dal 19 al 12 e la presenza la sera, il pomeriggio, la sera, quando ci sarà questo incontro, sia il 19 che il 22, perché penso che noi avevamo mandato alla stampa locale un comunicato in cui dicevamo zero, forse se andiamo a farci vedere qualcosa diranno che c'è anche un punto di vista diverso su queste questioni. E questa è la prima, e inviterei chi è disponibile per Luisa in primis ovviamente e chi altro si può ritrovare da lunedì in poi per mettere a fuoco questo tema dell'intervento sul nuovo ospedale. E poi mi preme molto di più valorizzare veramente quel confronto che è emerso. Secondo me ci sono moltissimi punti da chiarire e su cui cominciare a ragionare. Appunto, si diceva medici di base, ospedalieri, personale diverso che lavora molte volte in difficoltà di rapporto, cittadini rispetto ai servizi territoriali. Ad esempio, non abbiamo parlato dei consultori che sono stati tagliati dalla regione e non esiste più una risposta né una possibilità di controllo da parte degli utenti. Le nuove esigenze che emergono per la complessità della rete sociale che sta trasformando le nostre città, il chiedersi come questo welfare diffuso non diventi un'occasione di rimarginalizzazione di alcuni soggetti rispetto ad altri che suppliscono a una mancanza di intervento pubblico, ma come anche la ricostruzione di reti di comunità, se aumenta la qualità dell'esito positivo anche in una situazione di sofferenza, possono diventare da un lato funzionali a una risposta non solo organizzata, ma come non devono diventare sostitutivi di una risposta pubblica che deve continuare a esserci. Sono tutti temi estremamente che richiedono, anch'io credo, poca ideologia nel senso di discorsi che ci piace sentirci dire, ma molte idee e quindi anche punti di vista prospettici, e questa è l'ideologia anche, che ci aiutino a costruire un quadro di risposte possibili e di progetti concreti, perché noi abbiamo i progetti, noi sappiamo cosa vogliamo, bisogna dargli una forma. Allora io credo qua, se guardo anche solo le persone che si sono iscritte a questa mailing list, ci sono competenze molto diverse. Mi piacerebbe che effettivamente provassimo a lavorare insieme proprio su temi specifici e con la voglia di dire proviamo a dare
delle risposte, sapendo che già molto materiale c'è, molti pensieri sono stati pensati, molte esperienze sono state fatte e si stanno facendo. Mettiamo a valore tutte queste cose, non siamo né Adamo ed Eva né Matilda, né dobbiamo copiare, però portare a valore sì. E io credo che potremmo provarci con quest'ottica qua, anche a partire dal locale, dalle questioni della sanità a Padova e nel Veneto, con la capacità di pensarsi in grande. Grazie a tutti.